Via Anelli, agosto è il mese dell'abbattimento dell'ultima palazzina. È l'appuntamento con la storia di questa città, dove il complesso Serenissima, che ha reso quel quartiere, la Stanga, ma tutta la città di Padova, famosa per quanto accadeva, quindi non certo per una situazione positiva, grande disagio vissuto soprattutto dai residenti della zona. L'agosto sarà l'anno in cui il complesso Serenissima non esisterà più, verrà cancellato. L'avevamo detto che ci saremmo impegnati in questo risultato, e in questi 3 anni abbiamo acquistato 200 appartamenti da 200 proprietari diversi. Abbiamo dopodiché confezionato un accordo con il demanio dello Stato per dare un futuro a quell'area, perché lì dove c'era la criminalità sorgerà la nuova questura di Padova, dando anche una nuova funzione, un nuovo futuro a quella zona, riportando anche nuovo interesse, rivalutando le aree che al tempo del degrado di Via Anelli erano andate svalutate. In agosto quindi demoliamo l'ultima palazzina. Abbiamo affrontato anche con grande determinazione il tema dell'amianto, che ci ha costretto ad un lavoro molto, molto impegnativo, ma lo abbiamo fatto e ora finalmente siamo alla conclusione. È anche spettacolare vedere quello che un tempo era, come dire, un luogo occupato da palazzine piuttosto importanti, oggi deserto. Ci sono i cumuli, i detriti di quelle che erano le palazzine di Via Anelli.